pochi giorni dal ritiro nuovi problemi si presentano sulla strada Lanurese. Ne ricorda che avrebbe dovuto ricoprire la carica di responsabile dell'area tecnica della società verde-azzurra, affiancato da Gianluca Pedio nel ruolo di allenatore, lascia il club verde-azzurro per accasarsi al Como. La comunicazione è arrivata al presidente Michele Artedino con un SMS. Il massimo dirigente verde-azzurro, con un post sul proprio profilo Facebook, ha manifestato tutta la sua delusione per la scelta di Corda di lasciare Lanurese per un'altra avventura sportiva. Dopo l'inizio turbolento di questa nuova annata calcistica, la decisione di riprendere in mano Lanurese Calcio, salvandola in extremis da un nuovo tracollo, vista l'inconsistenza da parte di altri imprenditori di portare avanti un progetto concreto, oggi arriva un altro duro colpo da gestire e assorbire: l'ingresso e la collaborazione di Nicorda al Como, scrive il presidente Artedino. Ed io che volevo costruire una Nurese partendo dai nuresi, un duro colpo per la piazza, per i tifosi, per la società e tutta la città. A 5 giorni dal ritiro, tutto da ricostruire con una rosa inesistente tra mille difficoltà. Sono certo che ne usciremo più forti di prima, anche stavolta mi assumo tutte le responsabilità di un grave errore di valutazione. Già da oggi la società si metterà al lavoro per trovare la giusta soluzione. Fin qui il presidente Artedino. Il tempo stringe, la Nurese dovrebbe iniziare il ritiro lunedì al Frogheri. Ieri la società ha annunciato di aver raggiunto l'accordo per la conferma di 3 giocatori. Si tratta del capitano Alessandro Cadau, di Giovanni Tupponi e di Salvatore Gallo. Rientra la Nurese dopo un'esperienza nel campionato di eccellenza a Ghilarza, Alessio Mazzuzzi. Ora però si pone il problema della guida tecnica, il binomio Corda-Pedio si è dissolto e la società dovrà ora valutare la composizione del nuovo staff tecnico.